Arrestato a Ravanusa un pregiudicato dai carabinieri della locale tenenza. I carabinieri di Ravanusa, un piccolo centro vicino Licata, tutto potevano immaginare durante quella perquisizione, tranne che imbattersi in una scopa dai poteri speciali, quasi magici. Quella scopa non era in grado di far volare le befane, ma di far volare con la fantasia, certamente. Questi fatti, nel corso di uno dei numerosi servizi svolti per contrastare la diffusione del coronavirus per le strade dei paesi dell'Agrigentino, i carabinieri della stazione di Ravanusa hanno notato un certo viavai da un appartamento del paese. Hanno così deciso di rompere gli indugi per vederci chiaro e l'unico modo è stato quello di fare irruzione nell'abitazione di un 62enne di Ravanusa per effettuare un'approfondita perquisizione. Dopo aver cercato in ogni angolo della casa, un dettaglio ha insospettito i militari dell'Arma. Il pavimento era alquanto pulito, la scopa, invece, stipata vicino al frigorifero della cucina, risultava troppo poco usata. Incuriositi così da questo piccolo dettaglio, i militari dell'Arma hanno preso l'arnese e si sono accorti che pesava un po' più del solito. Una volta tolto il tappo all'estremità superiore del manico, i carabinieri l'hanno scosso l'impugnatura sentendo che da dentro qualcosa scivolava via. Con grande sorpresa i militari hanno così visto uscire fuori un salsicciotto di carta stagnola, ma non si trattava di un motorino per far volare la scopa, bensì di una confezione in cui erano nascoste 29 dosi di cocaina. Ma non basta, proseguendo nella perquisizione tra le conserve in cucina sono saltati fuori anche 2 flaconi di metadone. A questo punto i carabinieri di Ravanusa non hanno avuto dubbi, hanno arrestato l'uomo con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L'uomo, dopo le operazioni del caso, è stato accompagnato presso la sua abitazione agli arresti domiciliari.